Conferenza stampa questa mattina nella sede provinciale del Comando dell'Arma dei Carabinieri di Udine da parte del colonnello Zearo. Bilancio positivo che dimostra ancora una volta come la presenza della Benemerita sul territorio dia quella fiducia e porti a termine con efficacia e professionalità l'attività investigativa svolta. Le parole del comandante provinciale. Ma diciamo che è un bilancio, per quanto riguarda l'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri nella provincia, un bilancio direi molto positivo. Per quanto riguarda l'andamento della criminalità non abbiamo avuto questa grande variazione rispetto allo scorso anno, abbiamo in aumento i dati relativi a quella che è l'attività di contrasto ai reati. Mi preme sottolineare comunque anche prima dell'attività di contrasto c'è sempre l'importante attività di prevenzione che viene svolta e nel 2017 c'è stato sicuramente un aumento di quello che è il numero delle pattuglie, delle perlustrazioni che sono state svolte su tutto il territorio. Una media di 83 pattuglie giornaliere è un dato che ricalca quello che è stato l'impegno profuso sul territorio. Comandante, rispetto al 2016, bilancio positivo o negativo per quanto riguarda il discorso reati? Ma rispetto al 2016 il reato che ha la maggiore incidenza sul totale dei reati consumati dalla provincia è senza dubbio, sono senza dubbio i reati legati al patrimonio, quindi parliamo dei furti, per quanto sia un dato che registra una flessione costante già da 4-5 anni a questa parte. Ciò ci deve far comunque senza dubbio ci fa piacere perché significa che comunque l'attività c'è stata, ma deve essere da sprone soprattutto per poter continuare a prevenire questo particolare fenomeno delittuoso. E sul capitolo tipologie? Per quanto riguarda le tipologie, parliamo dei furti in abitazione, dei furti in esercizio commerciale o dei furti anche su autoveicolo in sosta. Molte volte le macchine vengono lasciate inavvertitamente aperte, magari con all'interno dei beni di valore. L'incidenza tra quelli che sono stati i reati consumati e quelli scoperti, diciamo che c'è stato un aumento dei reati sicuramente scoperti, ma c'è tutta una buona parte di reati che comunque meritano un ulteriore approfondimento investigativo. Note dolenti dal capitolo frodi informatiche. Quello è un dato che, come l'anno scorso ebbi a dire, sicuramente è un dato che è in costante ascesa, ma questo è dovuto principalmente a quelli che sono gli acquisti che vengono effettuati o su siti non protetti, quindi siti che non danno una certa identificazione di dove sono ubicati i server, molte volte fuori dal territorio nazionale, ma anche i siti di compravendita di oggetti tra privati. Ecco, mai fidarsi di quelli che possono essere dei prezzi talmente bassi rispetto all'andamento del mercato. Parliamo non delle classiche rapine che vengono effettuate all'interno di istituti postali o di istituti bancari, ma parliamo in particolar modo di quelle che sono le rapine improprie, vale a dire rapine improprie, viene rubricata come rapina impropria anche il furto che viene effettuato usando violenza sulla persona al fine di impossessarsi della rifurtiva. Ci vuol dire qualcosa sull'attivazione del numero unico 112? Il 112 per quanto riguarda le centrali operative dell'Arma sul territorio, che ricordo sono 6 centrali operative, ha avuto un impatto comunque positivo. Diciamo che l'attività veniva svolta prima con le chiamate quando il 112 era il numero identificativo del servizio di emergenza dell'Arma. Continuiamo a svolgere, come dire, lo stesso servizio garantendo gli interventi. A monte, diciamo, c'è qualcuno che filtra senza dubbio le telefonate. Per concludere il capitolo antiterrorismo. Il 2017 si chiude, almeno io parlo per la provincia, abbiamo avuto un'importante istituzione delle aliquote di primo intervento nell'ambito della compagnia di Udine, sono visibili nel centro cittadino, ma anche quando ci sono delle manifestazioni che richiamano un numero non indifferente di persone, quindi è un'attività che viene svolta con una vigilanza dinamica al fine di prevenire eventuali attacchi terroristici.